Nasce il Comitato dei gestori delle attività di intrattenimento e ristorazione di Agrigento, il primo atto firmato da tutti, è un documento destinato al sindaco Vincichè. Dal periodo di forte crisi legato alla pandemia, all'ordinanza sindacale di chiusura e non solo, i gestori delle attività di ristorazione, una cinquantina circa al momento, che versano in condizioni di evidente criticità, non ci stanno. Ieri, nel corso di una riunione svoltasi al ristorante Alcalante di San Leone, hanno deciso di costituire un comitato. Sentiamo alcuni dei protagonisti. Oggi un incontro qui a San Leone per discutere su tematiche importanti come il caro bollette. Ecco, cosa pensate di fare e quali obiettivi? Più che il caro bollette, noi oggi ci siamo riuniti per questa ordinanza sindacale per noi totalmente senza senso, dopodiché ci costringono a chiudere all'1 di sera, dove noi andiamo a fare i nostri incassi dopo quell'orario, durante quell'orario e dopo quell'orario, per problemi di ordine pubblico che sono legati al comune, sono legati alle forze dell'ordine, non sono cose che riguardano noi locali, Movida, è quello a cui veniamo definiti. La riunione di oggi nostra c'è stata per creare un nostro comitato, per andare a raggiungere in questa maniera un colloquio, un dialogo con il comune, con l'amministrazione, con il prefetto, con la questura, in maniera tale da poter gestire queste loro esigenze insieme alle nostre. Una cosa molto semplice che credo che bisogna che sia fatta nel più breve tempo possibile, anche per andare a pensare non ad adesso ma al nostro futuro, come siano le feste di Natale, di Capodanno, perché una volta che il comune si incomincia ad abituare così in questa maniera, chiudete all'1, ce lo faranno fare anche a Natale e a Capodanno. Quindi per noi questo è l'importante, questo comitato che va a tutelare la nostra categoria, che non è mai stata tutelata da nessuno. Ecco, si sente anche l'emergenza energetica? Certo che si sente, oltre a questo ci vengono a chiudere nell'orario migliore per noi, dove andiamo ad incassare il maggiore della sera, soprattutto il sabato e il venerdì. Io le posso garantire che da quello che ho visto nella settimana scorsa io ho perso più del 50% dei miei incassi solo nel sabato, quindi noi così avanti non possiamo andare. Quindi creiamo questo comitato proprio nella speranza di raggiungere questo dialogo ed evitare di andare a creare queste insofferenze, soprattutto nostre, della nostra categoria. Pensa che ci sarà una massiccia adesione da parte degli esercenti? Già qui siamo parecchi, anche nonostante l'orario, e nel futuro aderiremo proprio tutti, completamente tutti, dai ristoratori a qualsiasi altro tipo di commerciante che c'è nella nostra zona, proprio per raggiungere quello che ho poc'anzi detto. Allora, intanto diciamo che la riunione di oggi nasce sotto la spinta involontaria di una ordinanza, dell'ennesima ordinanza, che riteniamo sia per noi assolutamente inaccettabile in termini anche di principio, perché non crediamo che la responsabilità degli atti violenti e dei disordini che purtroppo avvengono in tutte le città d'Italia sia risolvibile con la chiusura dei locali, soprattutto quando ciò avviene sempre nei periodi nei quali per festività noi dovremmo raccogliere qualcosa in più. Quando si prevede che ci può essere una affluenza maggiore della gente, perché la gente è in vacanza, allora si chiudono le attività. È una equazione che non funziona, lo ha dimostrato negli anni, perché non è la prima ordinanza con questo tenore che viene fatta, sono sempre state fatte e si sono sempre ripetute queste cose, quindi certamente non è questa la soluzione. Ci siamo guardati, siamo sentiti telefonicamente, abbiamo deciso che era il momento di fare valere il nostro peso. Noi siamo ormai una realtà che ha cambiato la storia della produttività agrigentina e del lavoro agrigentino negli ultimi 20 anni. È un comparto e un settore che è cresciuto spontaneamente, che vede il sacrificio di tanta gente che
autonomamente apre delle attività prendendosi dei rischi. Ora questo comparto ha bisogno oggi che ci siano delle leggi chiare, che ci sia un modo di operare chiaro per poter programmare le proprie attività. Non è possibile arrivare alla vigilia di festività importanti e trovarsi il giorno prima un'ordinanza che ci impone orari diversi e chiusure. Tutto questo a scapito di un sistema, di un comparto turistico che non riesce a fare sistema. E allora chiediamo, sulla scorta di questo, intanto che al Sindaco, se volesse avere la gentilezza di riceverci e soprattutto per discutere della possibilità, dell'eventualità di abolire intanto o modificare l'ordinanza nell'immediato, ma soprattutto per proporci come parte di un tavolo che insieme debba affrontare e programmare, non oggi per domani ma oggi per un anno almeno, le dinamiche che vengono poi a regolamentare delle nostre attività. Sono il rappresentante del gruppo Vifra che si era proposto di risolvere il problema della sicurezza nei locali della Movida. Dopo la riunione con i commercianti mi hanno chiesto di andare a parlare con il questore e con il prefetto per vedere se loro sono d'accordo a un servizio privato di sicurezza nei locali che possa anche garantire, comunque, grazie alla legge 383 del codice penale, la sicurezza nelle vie cittadine, in quanto qualsiasi cittadino, magari questo molti cittadini non lo sanno, in flagranza di determinati reati, soprattutto alla persona, possono intervenire a bloccare i facinorosi. Quindi noi siamo disposti a prenderci carico di questa situazione, di questo impegno, e speriamo che ci ricevano sia il prefetto che il questore, così da poter chiarire a livello normativo e a livello legale, diciamo, la faccenda. Dopodiché i commercianti sono propensi ad accettare la nostra proposta di mettere la sicurezza sia a San Leone che ad Agrigento nelle vie della città. Una sicurezza privata? Insomma. Sicurezza privata, sì, pagato da tutti i commercianti, come già avevamo detto nelle precedenti interviste. Quindi noi siamo disponibili e siamo aperti a questa soluzione, a disposizione dei cittadini.